Dopo le tensioni e le fibrillazioni politiche in seno alla maggioranza per lo stop alle riforme contenute nel collegato alla finanziaria, Nello Musumeci, che aveva minacciato le dimissioni, tenta lo slancio. La Giunta ieri sera ha approvato la riforma del sistema dei rifiuti. Nel testo predisposto dall'assessore Alberto Pierobon è prevista una riduzione degli ATO. Gli ambiti ottimali saranno solo 9 e coincideranno con le vecchie province. Metteranno insieme i sindaci del territorio. Al vertice ci sarà però un esterno eletto dagli stessi primi cittadini. Verrà salvato tutto il personale, anche i precari arruolati negli ultimi anni. La Regione terrà per sé solo compiti di programmazione, delegando a queste nuove strutture i poteri di gestione e organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento. Ma sotto accusa finisce subito l'ordinanza del 7 giugno scorso, con la quale il governatore Musumeci ha rivoluzionato il sistema di raccolta e smaltimento, introducendo obblighi stringenti a carico dei sindaci. Un'ordinanza che assegna al governatore il potere di commissariare e dichiarare decaduti quanti non rispetteranno la norma. Prende posizione l'ANCI, guidata da Leo Luca Orlando, che evidenzia non c'è stato alcun intervento della Regione sull'impiantistica, mentre i comuni sono costretti a conferire i rifiuti a distanze eccessive e a costi esosi.